Una vergogna, lo dicono a chiare lettere i genitori appoggiati da sindaci e dirigenti scolastici del Veneziano, costretti a chiudere le scuole per motivi igienici. È accaduto prima a Marghera, 24 ore fa a Mira, dove il sindaco ha chiuso la scuola primaria Leopardi. Potrebbe accadere anche a Spinea, dove si sono incontrati in modo urgente sindaco e dirigente scolastico per fare il punto della situazione. Solo le prime, le ispezioni dell'ULSS, che alla Leopardi di Mira hanno riscontrato ingenti depositi di sporcizia, proseguiranno la prossima settimana e l'elenco delle scuole interessate potrebbe allungarsi. A risentirne di più i bambini che a Mira hanno accusato problemi respiratori ed eruzioni cutanee. Siccome abbiamo molti bagni in comune, ci andiamo in tanti, sono un po' sporchi. Che una scuola poi chiuda, che un servizio pubblico venga interrotto per un problema legato alla gestione delle pulizie, ecco, non è degno di un paese civile, quindi deve essere assolutamente superato. Pronte a dare battaglia anche le addette della Manutencoop, che ha vinto l'appalto per la pulizia di 500 scuole venete. Questa donna è operatrice in una scuola di Marghera, aveva un contratto di 12 ore, dal 1° gennaio è passata a 7. Pretendono che in un'ora dobbiamo fare tutta la scuola. È pressoché impossibile, si riesce a fare appena appena lo svuotamento dei cestini e fare i bagni, ma una cosa veloce, non credo che questo possa essere giusto anche per i bambini. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione e lunedì saranno a fianco di lavoratrici e genitori a Venezia, dove intorno a mezzogiorno incontreranno il prefetto. Intanto continua il febbrile lavoro dei sindaci. A Mira, dove i genitori di Cassabbioni lunedì terranno i loro figli fuori dal cancello, i contatti tra comuni e dirigenti scolastici sono continui e una cosa è ben chiara. Dalla ricognizione che abbiamo fatto, con i mezzi presenti non ce la si fa. Il Ministero stanzi qualcosa in più o cambi il sistema di appalto, faccia quello che vuole, ma risolva questa situazione. Con questi mezzi non ce la si fa, in nessun modo. Nutre seri dubbi, nonostante lavori di pulizia fatti anche in notturna, di poter riaprire la scuola Leopardi di Mira, il primo cittadino. Chiare e precise le richieste fatte dai tecnici dell'ULSS.